Nuovi equilibri nel centrodestra anche in vista delle amministrative di primavera che vedono nella Marca la sfida del capoluogo. Fratelli d'Italia, forte del trionfo alle politiche, non mette in discussione la ricandidatura di Conte, ma alza il tiro sia in città che in provincia. Dopo la batosta elettorale il Consiglio federale della Lega dà il via ai congressi, intanto sono centinaia le firme della petizione promossa da Dare in Veneto. Mario Conte, una vittoria veneta, i congressi si faranno. Bollette sempre più care ai ristoranti in difficoltà, ieri sera hanno spento la luce per cenare a lume di candela, un segnale che deve arrivare al nuovo governo. Tornano dal 7 settembre le fiere di San Luca, gli operatori il caro bollette colpisce pesantemente anche le giostre, ma non aumenteremo i biglietti. Si rifiutano di servire da bere a dei clienti già alterati, titolare dipendente di un bar presi a pugni, è accaduto ieri notte a Castelfranco Veneto. Dopo la tragica estate nasce il tavolo per la sicurezza stradale, prefettura, forze dell'ordine, enti locali, ULSS, associazioni, tutti schierati per limitare la piaga degli incidenti stradali. Covid a 3 settimane dall'inizio della scuola. Più di 200 classi con contagi, non solo gli alunni ma anche gli insegnanti si ammalano, acuendo così il problema strutturale delle supplenze. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali c'è la politica con i nuovi equilibri interni al centrodestra dopo il flop alle politiche della Lega e il trionfo di Fratelli d'Italia. Forza politica che alza il tiro in vista delle amministrative 2023 ma che ribadisce il supporto a Mario Conte. Noi sempre, da tradizione, sosteniamo il sindaco uscente ovunque, quindi non penso proprio che ci sia una discussione su Mario Conte. Quello su cui si potrà lavorare sarà costruire una bella squadra, anche alla luce del risultato politico di oggi. Dalle politiche alle amministrative, dopo il voto di domenica il vento è cambiato anche a Treviso e Fratelli d'Italia ora vuole contare di più. Se non è in discussione nel capoluogo la ricandidatura di Mario Conte, certo gli equilibri sono cambiati e la Forza, che ora è primo partito sia in provincia che in città, vuole un peso maggiore. Chiederò appunto alla segreteria provinciale, a BOF, di incontrarci per parlare dei comuni che vanno al voto. È chiaro che anche noi chiederemo di avere in alcune amministrazioni dove riteniamo di avere degli ottimi candidati sindaci, di avere i candidati sindaci. Dove non ci sono sindaci uscenti si discuterà. Noi riteniamo di avere delle ottime persone. Lo avevamo chiesto ad esempio alla scorsa tornata amministrativa su Silea. Pensavamo di avere un ottimo candidato e quel candidato poi si è dimostrato quello che poteva essere il meglio per il centrodestra. Stessa cosa faremo per i comuni che vanno al voto, tutelando, come abbiamo sempre detto di fare, i sindaci che sono al secondo mandato. È dunque al via la lunga trattativa per definire candidati e squadre per le amministrative di primavera, con una bilancia che sembra destinata a cambiare i pesi. Ne sono consapevoli tutte le forze del centrodestra che cercano di giocarsi al meglio la partita. Questa è la politica, è giusto che sia così. Naturalmente bisogna sempre pensare che prima bisogna vincere, perché poi per governare qualcosa è necessario prima avere i titoli per governare e quindi vincere. Quindi io penso che tutte le forze del centrodestra debbano concentrarsi per portare a casa questa vittoria e sostenere il sindaco Conte nel suo secondo mandato. Poi i ruoli e le persone sono tutte intercambiabili, quindi la politica deve fare naturalmente il suo corso. Conte, Mario Conte, che a sua volta appoggia la scelta di confermare la leadership di Salvini. È una fase troppo delicata, dice il primo cittadino. Sullo sfondo c'è la raccolta firme avviata da diversi esponenti del Carroccio per chiedere di accelerare sui congressi. È una situazione molto delicata per il nostro Paese e anche per le forze politiche che oggi animano questa nuova maggioranza di governo. È altrettanto vero che però sono stati portati a casa dei risultati importanti, che è stato quello di dar voce ai militanti nei territori. Passa la linea veneta del partito. La Lega mette sul piatto al Consiglio federale la richiesta di andare al Congresso e in fin dei conti questa viene accolta. Entro la fine dell'anno si farà, così da dare finalmente ai territori una segreteria. Confermata però anche la leadership di Salvini, nonostante una buona parte della base ne avesse chiesto la testa dopo la debacle elettorale. Una scelta che il sindaco trevigiano, che chiederà nuovamente la fiducia per un secondo mandato il prossimo anno, giustifica così. Siamo all'interno di una coalizione che ha vinto le elezioni, siamo in una fase delicata per il nostro Paese che ha necessità di avere un governo stabile e siamo nella fase di composizione del governo, quindi io credo che sia giusta la conferma e la fiducia che è stata data
data e ribadita al segretario Salvini. E se sullo scacchiere gli alleati potrebbero, alla luce dei numeri delle urne, voler rivendicare più sindaci, nessuno pare mettere in discussione l'appoggio alla sua ricandidatura. Insomma, Treviso non si tocca, piuttosto la partita da giocare si sposta a Vicenza. Io credo che ogni partito sia libero di fare ogni ragionamento, però ognuno parte dai propri punti di forza. Io credo che la Lega abbia nei propri sindaci un punto di forza dal quale ripartire. Per quanto riguarda Treviso, io aprirò un tavolo dove illustrerò quello che è stato fatto e dove illustrerò la mia visione di città a tutti coloro che vorranno condividere un progetto di città, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e dimenticandoci le spartizioni di sedie e di poteri. Le sezioni comunali torneranno a contare, assicura Conte, che ritocca con fiducia la percentuale che il suo partito ha portato a casa. Partiamo per esempio a Treviso da una base del 12% che va però completamente analizzata, perché non dobbiamo spaventarci per quei numeri, e comunque a livello nazionale da una base del 9%, ma partiamo soprattutto da un esercito di sindaci che hanno mantenuta viva la credibilità nei territori. E poi c'è il boom registrato in città del terzo polo, il soggetto di Renzi e Calenda. A questo guardano sia destra che sinistra. Sicuramente per vincere, sia a livello nazionale che locale, bisogna fare una grande forza compatta. Solo così l'elettorato ti premia, perché dice anche sei più credibile. Se andiamo in ordine sparso siamo condannati alla sconfitta. È una formazione compatta di forze moderate che comprenda il Partito Democratico. Non può prescindere dal testare un'alleanza con il nuovo soggetto politico che sta nascendo dal terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, che a Treviso ha raccolto il 12,9% dei consensi, dietro solamente a Fratelli d'Italia e PD. Un soggetto che sta attirando anche dei big della politica italiana, dal capogruppo della lista Manildo Fabio Pezzato, già ufficialmente passato ad Azione, all'ex vice sindaco Roberto Grigoletto, uscito dal PD sbattendo la porta dopo le imposizioni dall'alto sulle candidature. Penso anche che la fuoriuscita del vice sindaco di Treviso, Grigoletto, nel corso appunto della campagna elettorale, abbia comunque spostato un elettorato suo che è fidelizzato al vice sindaco della giunta Manildo, e che quindi qualcosa si sia anche dovuto a questo spostamento qua. Ecco, come succede nel centrodestra, anche nel centrosinistra, i voti sono quelli, poi si spostano da una parte all'altra. Grigoletto vicino al terzo polo, quindi il diretto interessato sostanzialmente conferma. Penso che sia importante evitare di andare tra le braccia di Fratelli d'Italia, e quindi immagino che questo centro avrà un ruolo e avrà una funzione importante nell'area appunto moderata, che Treviso credo auspichi per il proprio governo cittadino. Non è escluso che Grigoletto torni dunque in pista. Non so se ridiscenderò il campo, se mi ricandiderò ancora tra un anno. Penso che anche dopo 15 anni di consiglio comunale sia bene anche passare la mano. Detto questo, certamente intenderò lavorare per il nuovo governo di questa città. I consensi raccolti da Azione e Italia Viva non possono essere ignorati né a destra né a sinistra, e chi ha contribuito a raggiungere questo risultato lo sa bene. Si dovranno fare delle valutazioni, dei ragionamenti, e si vedrà. Adesso è un po' prematuro dare così un'indicazione. Di sicuro il nuovo progetto partirà, oltre che dal mondo produttivo, dai giovani, tra i quali il terzo polo ha ottenuto grande consenso. Anche nel territorio noi partiremo da là, partiremo dai giovani, da quello che ci hanno segnalato, e da lì naturalmente cercheremo di costruire con chi poi avrà i nostri stessi obiettivi, ma in questo momento mi sembra che siamo tutti quanti in una fase di studio, la Lega ha i suoi problemi, Fratelli d'Italia festeggia, insomma bisogna un attimo capirsi. Un terremoto politico con relativi psicodrammi, le cui scosse, chiamiamole così, telluriche, arrivano fino al Sant'Artemio, sede dell'ente provincia, ma blinda la provincia lo stesso presidente Stefano Marcon.
È una questione che riguarda gli organi politici e quindi parleranno così come hanno sempre parlato sinora, perché io ricordo sempre che le compagini che amministro sono compagini di centrodestra dove Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia lavorano assieme e quando sarà tempo vedrai che la politica trova la sua quadra sicuramente. I rapporti di forze interni sono oggettivamente cambiati, ma per il leghista Stefano Marconi il centrodestra trevigiano troverà la giusta sintesi anche nella governance del Sant'Artemio. E l'ente provincia avrà delle ripercussioni come ente di secondo? Assolutamente no, anzi io auspico che questa nuova compagine di governo prenda seriamente per mano la riforma delle province. Ricordo che l'unica forza politica che ha messo nel proprio programma il superamento della legge del Rio e il ritorno delle province ad elezione diretta è la Lega Nord e quindi io sono favorevole, sono colpito, spero che arrivi questa benedetta riforma degli enti pubblici e che il centrodestra la porti a casa. E a chi gli chiede se il prossimo primo cittadino di Castelfranco Veneto possa essere di Fratelli d'Italia, Marcon ricorda la sua storia politica personale. Chi è che immaginava un candidato leghista a Castelfranco Veneto dopo Maria Gumiarato? La politica è fatta anche di queste cose, insomma, dai. C'è la politica e poi c'è il mondo reale, chiamiamolo così, con tutti i problemi relativi al caro bolletta. Ieri sera protesta nazionale e locale di molti ristoranti, così a Pieve di Soligo. E quindi dai, perché non proviamo a spegnere le luci e come lavoriamo? Con le candele. È una protesta silenziosa e un po' provocatoria. Gli hanno dato il nome controcorrente, un modo efficace per far sentire la voce dei ristoratori in tutto il territorio nazionale. Ristoranti, pizzerie e botteghe hanno deciso di spegnere le luci ed accendere le candele in segno di protesta contro i rincari del costo dell'energia elettrica. In tutta la provincia di Treviso il malcontento si sta allargando a macchia d'olio. Le bollette in questo e in altri ristoranti sono diventate insostenibili. Gennaio-agosto 2021 la spesa energetica era di 12.356 euro, lo stesso periodo del 2022 siamo a 28.501. È stato un aumento dell'oltre 130%. Una cosa che non è sostenibile. In più, annuncio di ieri, si prevede per l'autunno un aumento del gas del 40%, dell'energia del 60%, non so che Natale andremo a fare. L'auspicio è che il futuro governo prenda celermente dei provvedimenti per calmierare questi aumenti. Siamo solo all'inizio perché adesso ci attendiamo la botta del gas e speriamo di poterla supportare, perché altrimenti è un punto di domanda: cosa facciamo? Frigoriferi sempre accesi, fornelli e riscaldamento, costi irragionevoli che potrebbero compromettere tante attività. Nel frattempo si pensa di allargare l'iniziativa ad altri giorni della settimana, scongiurando degli aiuti economici per la categoria. Sarà replicata tutti i martedì per l'intero periodo invernale, nella speranza che non si debba allargare anche al mercoledì, perché se gli aumenti saranno ancora superiori dovremo pensare ad altre serate al risparmio. E a fare i conti con il caro bolletta, con il caro energia, anche un appuntamento tradizionale come quello delle fiere di San Luca. Il caro bollette si sta facendo sentire, parliamo del doppio del consumo elettrico, sì. Rimanendo stessi giorni purtroppo si incide molto. E niente, manteniamo i prezzi e speriamo solamente che venga più gente. Tornano le fiere di San Luca pur in un momento economicamente difficile per tutti. Nessun ritocco ai prezzi, dice il presidente delle fiere, nonostante il caro bollette. Inciderà sicuramente sui guadagni, però d'altronde non possiamo fermarci, ecco. Non si fermano e da sempre sono un momento importante per tutto il territorio trevigiano e i suoi cittadini. Un evento che si rinnova nonostante i tempi non semplici. Anche in momenti difficili è indispensabile trovare quei piccoli momenti di serenità che ci fanno anche affrontare la vita con un sorriso, pur consapevoli delle difficoltà.
Passiamo alla cronaca, notata movimentata a Castelfranco Veneto al bar Baraonda di via Borgo Treviso, dove il titolare e una sua dipendente sono stati percossi da alcuni clienti alterati di nazionalità marocchina. Per calmare gli animi sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione castellana. Gli avventori si sarebbero scagliati contro l'uomo e la donna perché questi ultimi si sarebbero rifiutati di versare loro da bere. Gestore e dipendente hanno riportato lesioni lievi, guaribili in pochi giorni. 2 i soggetti sinora identificati dai militari dell'Arma, cittadini di nazionalità marocchina già noti alle forze dell'ordine, la cui posizione sarà posta al vaglio dell'autorità giudiziaria. E oggi è nato ufficialmente al Sant'Artemio, dopo mesi di lavoro, il tavolo per la sicurezza stradale della provincia di Treviso. Prefettura, forze dell'ordine, enti locali, ULSS, associazioni, tutti schierati per limitare la piaga degli incidenti stradali. Ridurre gli incidenti stradali, diminuire i costi sociali, sanitari ed economici, educare la popolazione, soprattutto i più giovani. Gli obiettivi sono molteplici, ma il fine è soltanto uno: eliminare o quantomeno lenire la piaga dei morti e dei feriti sulle strade della Marca. Sullo sfondo l'estate più nera del recente passato, con decine di morti. Come a fine anni 90 si era intervenuti sulle infrastrutture, oggi bisogna agire in particolare sui comportamenti. Le rotatorie su tutte hanno cambiato il sistema della viabilità della provincia di Treviso. Oggi non basta più, anche perché la rete sostanzialmente è una rete considerata sicura. È intervenuto questo fenomeno culturale dei device che sono diventati prevalenti nei pensieri delle persone anche quando si mettono alla guida dei mezzi, e questo è sbagliatissimo, non è compatibile, punto. Questo deve entrare nella testa di chi utilizza un'auto. Da qui il tavolo per la sicurezza stradale presentato al Sant'Artemio, nato dalla sinergia tra provincia, ULSS 2, conferenza dei sindaci, prefettura, forze dell'ordine, accanto a numerosissime associazioni del territorio, compresi i locali da ballo. È un lavoro che durerà tempo, durerà anni, ma siamo sicuri che porterà certamente dei buoni frutti e la riduzione degli incidenti. La task force si suddividerà in 4 gruppi di lavoro, uno a favore dei feriti e dei sopravvissuti, un secondo a supporto dei familiari delle vittime, un terzo gruppo si occuperà di sensibilizzazione e formazione, un quarto del miglioramento della viabilità. Resta la necessità di trovare un giusto mix tra prevenzione e repressione. Serve l'uno e l'altro, la prevenzione soprattutto perché le persone capiscano quali sono i limiti di ognuno di noi. Dall'altra parte è opportuno sempre la presenza delle forze di polizia sulla strada, ma non tanto a fini repressivi quanto in quel caso a fini preventivi. Il progetto è aperto, tutte le informazioni per partecipare sono reperibili sul sito www.tavolosicurezzastradaletv.it. Questo quindi è l'indirizzo al quale fare riferimento. Poi ci sono le ripercussioni, le conseguenze di questi incidenti stradali, che sono sociali e sanitarie, ma anche economiche. Credo che la presa in carico di chi rimane per incidenti stradali, degli esiti o anche di chi la famiglia ha perso un proprio caro deve essere sostenuta. La rete deve ovviamente aiutarla per creare resilienza, cioè per creare forza a queste persone che hanno avuto un lutto, che hanno avuto una grave invalidità. Si concentra su chi resta dopo lo shock e il trauma di un incidente stradale. Francesco Benazzi, una questione sanitaria e sociale che riguarda anche l'inserimento lavorativo di chi rimane invalido. C'è poi il dolore dei familiari, per loro la vita spesso cambia. Dovremmo assumere nuovi psicologi, anche perché questi aiuteranno nel SERD e soprattutto nel Dipartimento di Salute Mentale a sostenere questo percorso. Sulle conseguenze economiche si concentrano gli assicuratori, anche loro nella task force voluta dalla provincia. Treviso, una città da 120.000 abitanti, ha un numero di morti superiore a Milano e Roma. Significa che se andiamo avanti di questo passo, in ogni famiglia c'è una disgrazia, e le disgrazie costano in termini
psicologici, morali e soprattutto economici, e rovinano le famiglie. Un lavoro d'equipe, quello che si prepara a fare la Marca, che potrebbe diventare un modello per l'intera regione. Il tema di lavorare in rete, di mettere assieme, di far emergere le buone pratiche è sicuramente un tema importante. Quello della provincia di Treviso ha una storia significativa da tantissimi anni, un lavoro che è partito, che è stato fatto e che quindi diventa certamente un modello da poter replicare e da poter prendere di esempio. Ad augurarselo anche Romina Ceccato, mamma di uno dei 4 ragazzi morti nel luglio 2019 a Jesolo e oggi presidente di un'associazione per la sicurezza stradale. Quello di Treviso oggi deve iniziare a diventare un modello, ma una dimostrazione anche dagli altri sindaci che veramente non sono le parole che si dicono, ma sono i fatti, e oggi lo stanno dimostrando. Mi emoziona perché ringrazio queste persone che hanno capito che la morte di queste persone non è stata inutile, ma si sta trasformando in qualcosa di utile per altri. E che il tema della sicurezza stradale sia urgente, cogente, attuale, ce lo dicono anche i dati diffusi nelle scorse ore dalla Polizia Locale di Vittorio Veneto. Per prevenire gli incidenti stradali, la Polizia Locale di Vittorio Veneto ha intensificato nel mese di settembre i controlli, anche alla luce dell'incremento di traffico legato alla ripresa della scuola e ai 63 incidenti rilevati dall'inizio dell'anno. 216 le violazioni al codice della strada riscontrate, tra sorpassi, mancate precedenze, 88 le multe per eccesso di velocità. Tra gli episodi da segnalare quello di un motociclista residente ad Orsago che circolava senza patente su una moto non revisionata, priva di assicurazione e sottoposta a fermo amministrativo, quello di un automobilista che guidava una vettura radiata e senza assicurazione, e infine il caso di un giovane straniero sorpreso alla guida di un ciclomotore elettrico non immatricolato, senza patente né assicurazione. Un impegno importante quello che ha visto impegnata la Polizia Locale di Vittorio Veneto, nonostante la carenza di organico. A tal proposito, proprio in questi giorni è stato pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di 4 agenti. I nuovi arrivi consentiranno l'intensificazione dell'attività di pattugliamento e vigilanza per la sicurezza del territorio. Sempre per la cronaca, ancora furti a Roncade, dove è stata presa di mira via Pantire. I ladri si sono introdotti in particolare in un'abitazione già visitata altre volte in passato. Si tratta del terzo furto subito in 10 anni. Fortunatamente i proprietari non si trovavano in casa, ha sportato un orologio. Tentativi di effrazione anche nelle abitazioni vicine. Nel weekend ignoti si sono introdotti anche in un'azienda di Ponzano, dove hanno trafugato svariati quintali di trucioli di metallo per un valore di alcune migliaia di euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri. E a proposito di cronaca, c'è anche la lotta contro lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Nelle ultime ore i carabinieri di Treviso hanno concluso alcune attività che hanno portato all'arresto di 2 persone. Il primo blitz dei carabinieri è scattato ieri a Chiarano, bloccato un 33enne di origini marocchine. I militari dell'Arma, durante un servizio perlustrativo, si sono accorti di alcuni atteggiamenti sospetti dell'uomo. Immediato il controllo, lo straniero aveva addosso 2 grammi di cocaina, un panetto di circa 60 grammi di hashish ed altri 5 grammi della medesima sostanza che aveva nascosto all'interno di un calzino. Non solo, i carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione e materiali da taglio e confezionamento. Ed ancora, all'interno del bagagliaio dell'auto del 33enne è stata sequestrata anche una mazza da baseball. Mentre i militari procedevano con i controlli, il cittadino marocchino ha iniziato ad aggredire i carabinieri colpendoli con calci e tentando di morderli alle mani. È stato immobilizzato ed arrestato per resistenza e violenza pubblica ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito anche per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Convalidato all'arresto, all'uomo incensurato è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con l'obbligo in particolare di rimanere in abitazione nelle ore notturne. Questa notte invece i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne di origine marocchine. Lo straniero è stato bloccato dai militari proprio appena aveva ceduto una dose di cocaina ad un cliente. Perquisito è stato trovato in possesso di 18 grammi di cocaina già suddivisa in singole dosi, 20 grammi di hashish e la somma di 860 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Infine a Villorba, nella serata di ieri in via Marco
barconi. Alcuni cittadini avevano segnalato un via vai sospetto da un parcheggio. Sul posto sono arrivati subito i militari che, nascosto all'interno di una siepe, hanno trovato e sequestrato un involucro contenente circa un etto di sostanza stupefacente del tipo hashish. Aveva allacciato mediante un cavo elettrico su Morsetti la linea della propria abitazione alla rete dell'energia elettrica, identificato l'utilizzatore abusivo. Si tratta di un cittadino di origini nordafricane dimorante in un piccolo comune della Pedemontana. L'uomo si era allacciato abusivamente da circa una ventina di giorni. I carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, in collaborazione con la società erogatrice del servizio, hanno individuato il soggetto che è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Il danno è in corso di quantificazione. Voltiamo pagina e parliamo di scuola, iniziata da 3 settimane. Di fatto il Covid è già entrato in classe con tutte le ripercussioni del caso. Pensate, sono più di 200 le classi che si trovano a fronteggiare il problema dei contagi, non solo gli alunni ma anche gli insegnanti, in particolare i supplenti. La prima campanella delle scuole quest'anno ha avuto un suono diverso. Dopo 2 anni di restrizioni e di precauzioni, bambini e ragazzi sono tornati a condividere banchi e sorrisi senza mascherina. Siamo solo alla 3ª settimana di scuola, ma sta già suonando un altro campanello. Sono infatti tante le classi in autosorveglianza a causa di studenti e insegnanti positivi al Covid. Un piccolo segnale di allarme, dice la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, che ci auguriamo possa rientrare nelle normali malattie e non causi i disagi dell'anno scorso. Già cominciate le chiamate ai supplenti, che aprono nuovamente l'annoso problema dei concorsi e del precariato. Purtroppo è un problema che ci trasciniamo di anno in anno. Adesso comunque stiamo cercando di correre con i concorsi. Sapete, insomma, adesso abbiamo accantonato dei posti proprio in previsione che entro dicembre, insomma, riusciremo a mettere in ruolo alcuni docenti vincitori di concorso. Non solo difficoltà nel reperire insegnanti di ruolo, ma anche di sostegno, indispensabili figure per bambini e ragazzi. Non basta solo avere del personale da mettere dietro le cattedre, dice la dirigente, sono necessari insegnanti qualificati in grado di insegnare. Mi auguro che per il nuovo governo la scuola sarà una priorità. E alla domanda se si aspettava che a fine settembre ci si trovasse già in questa situazione, Barbara Sardella risponde: Speravo meglio rispetto all'anno scorso, forse non arriveremo alla 30ª chiamata. Siamo alla 4ª, insomma, speriamo di finire presto, ecco, e poi speriamo di portare soprattutto docenti bravi e preparati. E noi adesso andiamo in pubblicità fra poco. Rientriamo in diretta e ritorniamo a Montebelluna per occuparci del traffico sulla Feltrina, soprattutto in prossimità dei passaggi a livello. E poi c'è la protesta che vi abbiamo raccontato dei residenti di Via Cal Trevisana. C'è la risposta del sindaco Bordin. Flusso di mezzi pesanti e code interminabili al passaggio a livello. È da alcuni giorni che ci occupiamo di Via Cal Trevisana alle porte di Montebelluna. I residenti protestano per le soste troppo lunghe al passaggio a livello, per la carenza dell'illuminazione pubblica e delle buche nell'asfalto. È da tempo che ci occupiamo del problema, ha ribadito il sindaco Adalberto Bordin. Abbiamo avuto anche degli incontri con i residenti dove abbiamo raccolto le loro istanze. Ci siamo trovati successivamente anche con Veneto Strade per rendere la via meno pericolosa. Lunedì scorso abbiamo avuto un incontro con Veneto Strade. Veneto Strade ci dà il parere positivo, quindi andremo a chiudere il tratto di Via Cal Trevisana che sbocca su Via Feltrina. Dobbiamo ovviamente ordinare il guardrail e tutte le segnaletiche necessarie. Spero che entro metà ottobre questo tratto di strada venga chiuso, ovvero che gli unici a poterla percorrere siano i residenti come da loro richiesta. Come ribadito anche in passato, garantisce il primo cittadino, in tempi adeguati verrà rifatta anche l'illuminazione pubblica, dopo si potrà parlare anche di rifare il manto stradale. L'amministrazione comunale ha inoltre attivato un dialogo con Ferrovie dello Stato per rendere nota la problematica del passaggio a livello che quando è chiuso crea lunghe code. 25 minuti per un passaggio a livello francamente è un po' troppo. Noi come amministrazione sappiamo benissimo quanto i sottopassi possano essere una soluzione ai problemi e lo stiamo dimostrando fattivamente.
è ovviamente una competenza del RFI. L'impegno dell'amministrazione ovviamente è quella di, diciamo così, sensibilizzare Ferrovie dello Stato per risolvere la situazione o quantomeno per ammodernarla sotto un profilo tempistico, considerando che poi la competenza è solo esclusivamente di Ferrovie dello Stato. Il cortometraggio Il secondo tempo di Julian Ross, nato da un'idea del direttore del Dipartimento di Medicina dello Sport di Treviso, potrebbe presto sbarcare nelle scuole. Intanto oggi proprio Patrizio Sarto ha rivelato nel corso della nostra prima edizione quanto diffuse siano le diagnosi di cardiopatie congenite del suo Dipartimento. Per 58 volte abbiamo dovuto parlare, incontrare dei giovani ragazzi che avevano magari delle aspettative, delle esperienze concentrate, finalizzate al mondo dello sport e la cosa più importante è difficile parlare a loro, ma a volte è anche parlare alla famiglia. Dal 2018 al 2021 solo a Treviso il Dipartimento di Medicina dello Sport ha diagnosticato oltre 50 casi di non idoneità sportiva, malattie a rischio di arresto cardiaco. In questo numero non sono compresi addirittura i casi seguiti dal Dipartimento che lavora a livello provinciale tra Castelfranco, Motta di Livenza, Montebelluna e Vittorio Veneto. Insomma una media di 15 casi all'anno, numeri che rappresentano storie di sogni infranti, ragazzi che stavano inseguendo una carriera sportiva, famiglie che devono aiutarli a trovare il loro secondo tempo. Durante le nostre diagnosi dobbiamo approfondire e molto spesso troviamo che nella famiglia esiste un problema genetico che molto spesso era sconosciuto e quindi questo rappresenta una grande difficoltà nella comunicazione. E da qui è partita la voglia e l'idea di poter realizzare questa modalità diversa di comunicare, comunque di affrontare e di parlare di una problematica molto difficile da gestire. Il secondo tempo di Julian Ross, il corto nato da un'idea del dottor Sarto, dà voce alla sofferenza dei tanti giovani seguiti alla Madonnina, distretto che ha attivato un programma che porta proprio lo stesso nome. Abbiamo iniziato un programma dedicato proprio a questi ragazzi. Il corto parla soltanto della prima parte, diventare consapevole di una malattia che ti può cambiare la tua vita, ma poi noi non possiamo abbandonare questi ragazzi. Non possiamo abbandonarli, dobbiamo prendercene carico. In un certo punto Lorenzo stava correndo con uno strumento addosso, lì stavamo facendo dei test per capire cosa può fare da quello che non può fare considerata il suo stato clinico. La regia di Matteo Beraldo con uno strepitoso Fabio Sartor. Il corto, dopo la mostra del cinema di Venezia, potrebbe a breve essere proiettato anche in diverse scuole trevigiane. Abbiamo ricevuto invece più che complimenti che non ci interessavano, un riscontro a livello emotivo da parte delle persone che sentivano proprio questa storia. Quindi quello è stato il risultato più grande secondo me. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano la cronaca con l'accoltellamento alla sagra di Polpetta. La procura di Belluno procede per tentato omicidio, rissa e porto illegale di armi atti a offendere. Nelle prime ore di questa mattina i carabinieri di Belluno hanno eseguito 15 perquisizioni domiciliari e personali a carico di altrettanti soggetti presenti alla rissa accaduta nella notte del 10 settembre durante il rito della tradizionale sagra paesana. Le perquisizioni sono state eseguite su ordine della procura nei confronti di persone che al momento non risultano indagate ma che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Gli investigatori stanno ascoltando in queste ore persone in grado di riferire particolari sul grave episodio, un fatto su cui procura e investigatori dell'Arma intendono fare chiarezza al più presto. Chissà parli l'invito delle autorità a chiunque abbia informazioni, sottintendendo che la mancata collaborazione o l'occultamento di informazioni potrebbe costituire l'ipotesi di favoreggiamento, così per i fatti relativi all'accoltellamento di Polpetta. E incombe, saliamo verso il Cadore, di nuovo lo spettro della chiusura sullo storico istituto Pio XII di Misurina, che da decenni cura i problemi respiratori dei bambini legati all'asma. Ieri sera la proprietà, l'Opera Diocesana di Parma, ha annunciato la dolorosa decisione di sospendere ogni attività a fine anno, ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Siamo rammaricate e tristi perché così vanno tolti molti
possibilità di guarigione, di beneficiare di questa eccellenza, perché è una struttura di eccellenza, a tanti bambini che hanno bisogno di questo posto. Pare che stavolta non ci sia davvero nulla da fare. L'Opera Diocesana di Parma, proprietaria dell'Istituto di Riabilitazione Pio XII di Misurina, ha deciso di sospendere in modo definitivo ogni attività. Bilanci in rosso, un numero di pazienti fra i più bassi di quelli registrati negli ultimi 5 anni, costi di mantenimento pari a 1.800.000 euro all'anno, troppo per il glorioso centro di cura del respiro che non riesce più a mantenersi. Ci sono pochi ricoveri anche in questo momento. Ilenia Querin, trevigiana, è una delle tante mamme che nel 2019 si mobilitarono davanti al Pio XII assieme ai bambini per un'opera di sensibilizzazione a più livelli sull'importanza delle cure preziose offerte a chi a causa dell'asma sin dalla più tenera età rischia di trascorrere le proprie giornate attaccato alla bombola di ossigeno. Allora l'impegno deciso della Regione Veneto riuscì a concretizzarsi in un contributo ben oltre il €1.000.000, ma il marketing sanitario di una struttura privata, ancorché convenzionata, non può essere in capo alla Regione e in questi 3 anni la prosecuzione dell'attività non è andata di pari passo con un'azione forte per rendere visibili le evidenze terapeutiche di quell'unicum a livello europeo. Ci sono regioni come la Lombardia che non conoscono l'istituto e bambini che potrebbero appunto approfittare di questo ricovero, ma non ne vengono alla conoscenza. Quindi un disimpegno. Un disimpegno e secondo me poca pubblicità, e a monte secondo me alcuni medici potrebbero far di più per inviare i bambini in questa struttura. La notizia ha allertato il comune di Auronzo e l'assessore regionale alla sanità. Un incontro è previsto con la proprietà. La volontà è quella di non lasciare nulla di intentato. Dal 1° ottobre entrerà in vigore l'aggiornamento delle tariffe delle rette della casa di riposo di Belluno. Ampiamente annunciato nei mesi scorsi, l'adeguamento era necessario, afferma l'assessore al bilancio Paolo Gamba. Non è arrivata l'ancora di salvataggio, il decreto aiuti ter, dal quale si contava di poter recuperare le risorse per sanare i bilanci delle strutture per anziani. E così, peraltro annunciato da settimane, il comune di Belluno si è trovato costretto ad assumere una decisione pressoché immediata. Dal 1° ottobre scatterà l'adeguamento tariffario della Sersa, la partecipata che gestisce casa di riposo e servizi per gli anziani a Belluno. E purtroppo io mi trovo in una situazione di bilancio e soprattutto del bilancio della Sersa molto delicata, in quanto per gli aumenti delle bollette e anche per gli aumenti di tutto quello che è in generale la spesa, con una diminuzione degli ospiti. €4,90 in più l'aumento della retta, che passerà dagli attuali €49 ai €53,90 giornalieri, consentendo di recuperare circa €150.000 necessari a tenere in equilibrio i conti della struttura, che ha una capienza di 152 anziani, ma che oggi ne ospita solo 123 anche a causa della carenza di OS e infermieri. È un'operazione calcolata su diverse altre case di riposo per cercare di mitigarla il più possibile. In tutti questi anni non sono mai state fatte indicizzazioni sulle tariffe. È chiaro che per noi è una sconfitta. Una situazione nuova per l'amministrazione dei Pellegrin, che sta facendo i conti con l'aumento dei costi non prevedibili di gas e energia, ipotizzati rispettivamente nel 70 e 60% in più. Venerdì il sindaco traccerà il bilancio dei primi 100 giorni a Palazzo Rosso, durante i quali sono già state assunte decisioni in merito al rinnovo dei vertici delle società partecipate, compresa la Sersa. L'attuale amministratore delegato è in scadenza e ci sarà da parte della sindaco, in questo caso, la nomina di un nuovo amministratore delegato. Le comunicazioni ufficiali dei nuovi assetti per Bellunum, sportivamente, Sersa e Fondazione Teatri entro i prossimi 10 giorni. Un minuto di silenzio nel pomeriggio ha aperto il Consiglio Comunale di Belluno, che ha ricordato con affetto e partecipazione unanime la figura degli ex sindaci Ermanno De Colle e Aldo Darold, scomparsi lo scorso agosto. Il Consiglio Comunale ha approvato tra l'altro il bilancio consolidato 2021 e provveduto alla nomina dei componenti delle commissioni pari opportunità e per i diritti degli animali. In apertura il Presidente del Consiglio ha richiamato all'uso della mascherina non indossata dalla sua vice Valentina Dalla Corte, seguita dai compagni di partito di Fratelli d'Italia, il capogruppo Alessandro Farina e Armando Stefani. Refrattaria al rispetto delle regole anche la consigliera Sandra Mella della lista Noi con Oscar.
Voltiamo pagina e parliamo di una risorsa preziosa, davvero preziosa, per l'acquisto di nuovi droni e per la formazione di personale tecnico. 10.000 euro sono stati donati dalla Cassa Rurale delle Dolomiti al Soccorso Alpino Bellunese per implementare dotazioni fondamentali per gli interventi in montagna. Un aiuto concreto a favore di coloro che impiegano il loro tempo e le loro energie, talvolta persino a rischio della propria incolumità, per garantire sicurezza e soccorsi a chi frequenta la montagna bellunese. In questo modo la Cassa Rurale delle Dolomiti ha voluto contribuire all'attività preziosa del Soccorso Alpino Bellunese al termine di una stagione particolarmente difficile e dolorosa, caratterizzata dalla tragedia della Marmolada che lo scorso luglio costò la vita a 11 alpinisti. Dentro quella tragedia c'era un'altra tragedia che era quella del soccorso alpino, anche perché abbiamo dei nostri amici, e qui volevo ringraziare e dare un abbraccio alle famiglie che in questi tempo, in queste giornate ci sentiamo e gli siamo vicini. Il volontariato del soccorso alpino ha dimostrato di essere veramente presente sul territorio e di meritare un riconoscimento, per quanto piccolo sia, un riconoscimento che tenga conto di tutto il lavoro che viene fatto. 10.000 euro la somma ricevuta dal Soccorso Alpino Bellunese, che sarà destinata alla formazione del personale e a implementare la flotta di droni, una frontiera importante del soccorso in montagna che, come ha insegnato la Marmolada, consente di intervenire con rapidità e in piena sicurezza anche in ambienti ostili o di particolare rischio. Vodo di Cadore ha un nuovo ufficio postale. La nuova sede è stata inaugurata alla presenza dei vertici di Poste Italiane e del primo cittadino di Vodo, Domenico Belfi. Spazi adeguati, sportello polifunzionale, una sala pubblico accogliente priva di barriere architettoniche. Il nuovo ufficio sarà aperto 5 giorni la settimana, dal martedì al giovedì, dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45. Così dunque a Vodo di Cadore. Non ho altri aggiornamenti da darvi e quindi da Treviso e Belluno è tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Nuova fase di maltempo per l'arrivo di una perturbazione molto forte nel weekend, poi migliora con il ritorno dell'alta pressione. Il dettaglio intanto di giovedì 29 settembre. Sul Veneto tempo variabile con cielo molto nuvoloso, qualche rara pioggia al mattino, ma aumento della probabilità di precipitazioni nel corso del pomeriggio, dove avremo fenomeni anche intensi. Temperature in lieve calo, minime tra 10 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 17 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo rovesci sparsi e intermittenti inizialmente. Dal pomeriggio sera peggioramento con piogge via via più estese e abbondanti. Temperature minime sui 13-16 gradi, massime sui 18-20 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nubi basse in parziale dissolvimento in mattinata, col passare delle ore nuvolosità in aumento con precipitazioni diffuse. Temperature minime intorno ai 9-11 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.